Un cordiale saluto a tutti voi presenti e un saluto a quelli che ci seguono da casa. Siamo nella Biblioteca Lucchesiana di Agrigento per questo incontro, dibattito, organizzato dal Centro di Formazione alla Bioetica Evangelium Vitae sul tema Informazione e democrazia, il ruolo delle televisioni locali. Non c'è alcun dubbio che le televisioni locali hanno svolto e svolgono un grande servizio per la crescita del territorio e dunque per la crescita della democrazia. Le televisioni locali le ho definite porte aperte, perché chiunque è andato in una televisione locale ha espresso il proprio pensiero, la televisione locale ha dato l'opportunità di parlare, di confrontarsi e di crescere. Non c'è alcuna contrapposizione tra giornale, radio e televisione, perché il giornale, la carta stampata o anche il giornale online fa leggere la notizia e leggendo si riflette. La radio invece ci fa ascoltare la notizia, la televisione ci fa vedere la notizia. Non c'è dunque alcuna opposizione e l'informazione tramite questi strumenti diversificati consentono la crescita democratica e culturale di una nazione e di un territorio. E noi abbiamo desiderato realizzare questo incontro proprio perché abbiamo per nostra scelta pensato di far parlare anche le associazioni che se sono nel tempo sono riuscite a raggiungere dei risultati, lo si deve anche alla visibilità che le televisioni hanno dato. Per cui dopo questa mia introduzione, che ho pensato di fare nei tempi stabiliti, cedo il microfono a Don Angelo Chillura, che è il direttore della Biblioteca Lucchesiana e gentilmente ha accolto questa opportunità di realizzare questo dibattito in questa prestigiosa sede. Quando Enzo Di Natale mi ha comunicato questo progetto sulla informazione e la democrazia, che ho accolto, ho condiviso, ho anche aggiunto che la Lucchesiana ben si presta ad accogliere questa attività, per un semplice motivo, perché qui noi ritroviamo nell'impostazione, quindi nella visione del Vescovo Lucchesipalli, quelle che sono le caratteristiche dello Stato moderno. Lo Stato moderno è uno Stato pluralista, che dà spazio a tutti, dà spazio alle tante voci e alle tante realtà. È uno Stato che ha dei principi, degli obiettivi che guidano l'azione, il bene comune, il principio di solidarietà e di sussidiarietà. E qui in questa biblioteca noi troviamo questi elementi, cioè il Vescovo Lucchesipalli, uomo di potere, uomo di governo, quando ha realizzato e ha donato al popolo agrigentino questa biblioteca, ha dato la possibilità a tutte le voci di parlare, alle voci del mondo laico e del mondo religioso. Ha detto a Socrate, Aristotele, Platone, a Seneca, a Cicerone, a Sallustio: voi avete diritto di parlare, sono qui le opere esposte, avete diritto di parola. Così Sant'Agostino, San Tommaso, San Girolamo, i grandi padri della Chiesa, i grandi autori della teologia parlano e fra di loro dialogano. Ecco, non ha fatto una censura, una selezione, non ha creato un pensiero unico, la pluralità. Quindi tutti hanno diritto di parola, tutti possono intervenire. E poi vediamo ancora un altro elemento importante che nell'azione del Vescovo Lucchesipalli, il bene comune. Cioè lui dona questa biblioteca con una finalità ben precisa: formare
e cristiane di formare i cittadini, cioè a favore della comunità. La formazione è importante, la formazione crea le idee e sono le idee che diventano il motore della storia. Non basta semplicemente dare il pane, ma c'è questo cibo per l'anima, c'è cibo per la mente che sono le idee. E quindi la formazione è importante e quindi lui vuole proprio realizzare questo obiettivo. E allora fa un'altra considerazione ancora, entriamo nel principio della sussidiarietà, cioè chi ha potere, chi esercita il potere, deve sostenere gli organismi inferiori che non hanno i mezzi. E quindi il vescovo dice: tu cittadino agrigentino non hai la possibilità di comprare libri o di avere altri mezzi per poter formare la tua persona, per accedere alla cultura, io ti metto a disposizione i miei libri, ti sostengo. Ed è quello che dovrebbe fare quindi lo Stato contemporaneo, lo Stato moderno, cioè una pluralità di informazioni per evitare che si cada nel pericolo del pensiero unico. Il pensiero unico diventa sempre il pensiero dei regimi, e quando ci sono i regimi tutto quanto crolla, la libertà di espressione di pensiero. E quindi pluralità di informazioni, specialmente delle informazioni del mondo locale, che esprime le esigenze, i bisogni del territorio, i giornali e le televisioni. E naturalmente gli organismi locali non sempre hanno le risorse, per questo lo Stato deve intervenire facendo appello al principio di sussidiarietà. Cioè io Stato non faccio il monopolio dell'informazione con i mezzi miei, io promuovo e sostengo un'informazione plurale, dando anche un sostegno economico a chi non è nelle condizioni, ma è importante che ci siano tutte queste voci. E io allora ho voluto creare questo legame fra la tematica di oggi e la visione e Luca Sipaldi ha avuto della sua biblioteca. Per questo ho detto è il luogo ideale, il luogo più idoneo per svolgere questo incontro. Naturalmente la mia presenza anche a sostegno di questa pluralità di voci di informazioni. Grazie Don Angelo Chillura, che ha ricordato tra i suoi passaggi: lo Stato deve promuovere l'informazione e la deve sostenere ed evitare ogni forma di monopolio. Margherita Truppiano è commissario straordinario della Fondazione Immacolata Concezione di Naro, una figura molto conosciuta nel nostro ambiente, per cui iniziamo gli interventi. Grazie di avermi dato la possibilità di esprimere la mia. Sì, sono commissario della Fondazione, ma sono anche una giornalista che è nata come giornalista ed è cresciuta con le TV locali. Questo momento di oggi ci serve, credo, per comprendere qualcosa che va oltre il ruolo della televisione locale, sulla quale spesso ci si ferma a considerarne quella funzione di contenitore di informazioni. Se è vero, come è vero, che di fatto è così, è altrettanto da considerare che un approccio di questo tipo, così immediato e diretto, potrebbe anche celare una riduzione semplicistica della TV locale. Il tema di oggi, per il quale ringrazio fortemente il Centro di Formazione di Bioetica e la Biblioteca Lucchesiana, già attraverso i promotori di questo incontro, nella loro mission ci offrono un primo elemento di riflessione, ovvero la bioetica come indagine speculativa su problemi morali ed etici, e la Biblioteca Lucchesiana come momento di, comunque lo ha detto anche molto bene Don Chillura, possibilità di esprimere il volto laico e quello religioso, e momento che racchiude uno straordinario patrimonio culturale. La televisione locale dunque emerge immediatamente che rappresenta un elemento che permette quell'informazione pluralista che eticamente e moralmente è rispettosa di tutte le voci. Proprio
nella misura in cui dà a ciascuno la possibilità, ascoltando le varie posizioni, di formarsi una propria opinione, di comunque credere in qualcosa che promana dalla sua convinzione. Dunque senza essere veicolata o comunque senza privilegiare una parte o l'altra. È evidente, perciò premesso, che minore è la possibilità di diffondere informazioni pluraliste, sempre più si assottiglia quel delicato confine tra esercizio della democrazia e possibilità della popolazione di venire a conoscenza dei fatti e delle cose per come effettivamente sono andati. Ed è un fatto, permettetemi di usare il termine, inquietante, se noi pensiamo che già i grossi network nazionali e anche la TV di Stato obbediscono a una sorta di cencelli politico, no? Nella distribuzione delle cariche che guidano le televisioni. Quindi questo già ci dà l'idea di come i grossi network nazionali siano comunque fedeli a un indirizzo o l'altro. Questo lo dico perché chiaramente controllano la più grossa parte dell'informazione. E allora io mi chiedo e vi chiedo, e le TV locali obbediscono a questa logica? No. E proprio perché è difficile controllare questa costellazione di TV locali, che poi alla fine sono la voce del territorio, evidentemente da tempo è in atto una operazione che tende a ridurle, a metterle in difficoltà, quasi a spegnerle. Io su questa cosa voglio dire che è necessaria una presa di coscienza da parte di tutti, perché quello delle TV locali purtroppo, me ne accorgo facendo il lavoro di giornalista, non viene considerato un lavoro, è una prestazione, però non si capisce che comunque dietro la TV locale c'è un'impresa che deve sostenerla, considerato che non siamo Berlusconi, non siamo Cairo, comunque noi viviamo di quello che il nostro territorio ci offre. Purtroppo, devo sottolineare, un territorio di una provincia che sapete bene, in base alle classifiche, è la più povera o comunque agli ultimi posti per qualità della vita, per economia in tutta Italia, e che quindi può esprimere economicamente poco. Dunque quel poco si ripercuote sull'economia di tutti quanti. È evidente che questo ha portato nel tempo alle TV locali, perché stiamo parlando delle televisioni locali, a dover ridimensionare personale, dover ridimensionare anche qualità. Io ricordo come si faceva televisione 10 anni fa, 15 anni fa, ed eravamo tante piccole RAI, permettetevi di dirlo. Adesso è chiaro che dobbiamo un po' anche ridimensionare ciò che proponiamo in relazione a quelle che sono le esigenze economiche che questa impresa ha bisogno. Quindi un momento di coscienza, di presa di coscienza, va anche considerato sulla base del fatto che Agrigento, in particolar modo, e qui voglio fare una piccola puntata di natura politica, è stata la provincia che ha espresso parlamentari nazionali, regionali, ministri, e che nonostante tutto rimane agli ultimi posti delle classifiche. Allora permettetemi di dire che le televisioni locali hanno considerato la voce dei più deboli fino a questo momento, hanno dato voce a coloro i quali tutte queste espressioni politiche che sono susseguite nel tempo non hanno mai voluto dare ascolto.
E allora dico, ecco, quando si parla di informazione e democrazia, quando si parla di spegnere le TV locali, vogliamo dare ancora una mano a quelli che fino a questo momento non ci hanno voluto ascoltare, ci hanno ridotto in questo stato. Bene, le TV locali credo che abbiano nel tempo anche espresso un patrimonio storico-culturale che è fondamentale. Nei nostri archivi, le nostre teche sono piene di quello che è il susseguirsi della nostra storia sociale, storia politica, con i suoi fatti e i suoi misfatti. Bene, a questo punto io dico, da questa assemblea, io sono felicissima che sia un'assemblea alla quale vedo un pubblico di assoluti intellettuali. Io vi ringrazio tanto, perché comunque vuol dire che a un certo livello il ruolo svolto viene riconosciuto e sentito. Ecco, credo che da questa assemblea possano nascere delle proposte a supporto di quello che è un diritto che non è della TV locale, ma è di tutto il pubblico, dei cittadini e in particolare di quelli più deboli. Grazie Margherita per quello che ci hai detto, per i tempi devo dire, hai detto cose importanti in 7 minuti, grazie. E guardate, ci ha detto Margherita Trupiano che la televisione è un'impresa, e fare impresa qui nel nostro territorio con la fascia di povertà che c'è non è facile. Dopo Margherita Trupiano l'intervento di Diego Guadagnino, apprezzato avvocato, conosciuto nell'ambiente giudiziario, autore, scrittore, poeta. Proprio qui abbiamo presentato un suo libro recentemente. Lascio il microfono all'avvocato Guadagnino, e anche lui, devo dire, nel rispetto dei tempi. Grazie. Consentitemi di iniziare il mio discorso con un testo del secolo scorso che oggi torna non di grande ma di grandissima attualità, e peraltro è un testo reperibile e io, ove possibile, vi invito a leggere. Il testo è Il cuore vigile ed è stato scritto da uno psicoanalista ebreo tedesco. Il libro è sostanzialmente autobiografico e politico. Cosa ci dice Bruno Bettelheim in questo testo? Ci dice che le deportazioni degli ebrei non sono avvenute dall'oggi al domani, ma prima di arrivare a quelle che sono state sia le deportazioni che i campi di concentramento c'è stato un lento, progressivo andare verso queste soluzioni, e per cui bisognava, lui dice, rilevare i segni inequivocabili uno dopo l'altro che si verificavano sotto i nostri occhi. Ecco allora il significato dell'espressione il cuore vigile, il cuore come organo di percezione, di sentimento e di intelligenza. Oggi viviamo un momento in cui, diciamo, il cuore vigile torna di grande attualità, perché la strategia del potere ormai qual è? Quella di avviarsi verso l'abolizione della democrazia passo dopo passo. E come avvengono questi passi? Questi passi avvengono, cioè noi facciamo un passo così, che non è ardito, vediamo le reazioni, se non dicono nulla noi poi andiamo avanti, ed è questo, insomma, questo è l'andamento. È stato Noam Chomsky che l'ha usata per prima, la metafora della rana bollita. Non so se voi la conoscete, ormai è diventata di uso corrente, perché se prendiamo la rana e la mettiamo nell'acqua bollente, la rana reagisce, cioè muore, però reagisce, si muove, si agita. Se invece noi prendiamo la rana e la mettiamo in pentola nell'acqua, riscaldando l'acqua, come si dice, a fuoco lento,
la rana muore e non se ne accorge, non reagisce. Quindi oggi che affrontiamo il problema dell'informazione e democrazia, due termini, un binomio che in sintesi raccoglie tutta la problematica del presente. Perché dico tutta la problematica del presente? Perché oggi l'informazione è diventata uno efficacissimo strumento di potere, al punto tale che l'informazione è diventata più importante della realtà, perché nella società di massa l'individuo, il soggetto, non ha cognizione di quello che accade, non percepisce ciò che accade, ma lo percepisce attraverso la mediazione dei mezzi di informazione. Quindi il mezzo di informazione diventa lo strumento della costruzione di una realtà artificiale. E voi capite che chi vuole manipolare le coscienze, chi vuole il controllo sociale, è chiaro che l'informazione diventa un'arma di distruzione di massa, veramente, o di distrazione di massa, come si dice. E quindi è fondamentale. E allora il problema che oggi perché oggi viviamo dentro un ologramma cognitivo. Questo ologramma chi lo crea? Lo creiamo noi? Non sicuramente. Lo crea chi comanda, chi ha il potere. E quando noi vediamo allora che uniamo potere e informazione, entriamo nel vivo del problema delle TV locali, perché ciò che sta sollevando, diciamo, questo dibattito, che mira a sensibilizzare tutti, perché non è un problema specifico delle TV locali, è un problema di tutti, è un problema della democrazia, è un problema serio. E quindi nel momento in cui, dicevo, viene sollevato il problema delle TV locali, i provvedimenti legislativi che si sono susseguiti riguardano che cosa? Il finanziamento. La parola finanziamento. Che cosa significa politicamente la parola finanziamento? Quando si dice informazione, è chiaro che anche l'informazione è connessa al potere economico. Il cittadino oggi non ha un potere economico tale da poter avere dei mezzi di informazione a sua disposizione. Ecco allora la necessità del finanziamento, che è quello che oggi si vuole tagliare. E non mi si dica che siano provvedimenti di carattere economico, perché viviamo un momento in cui le nostre finanze eccetera, perché noi abbiamo visto che di fronte a determinate emergenze anche di carattere bellico vediamo che i soldi spuntano. Quindi il finanziamento alle TV locali non è un problema intrinseco alle ristrettezze economiche di uno Stato, ma è un problema funzionale all'attacco alla democrazia che oggi stiamo vivendo. E in tale contesto noi lo dobbiamo vedere. Attenzione, non lo dobbiamo vedere come un problema tecnico, come un problema come se noi fossimo qui il sindacato delle TV locali. Viviamolo come una fase di questo attacco generale rivolto alla democrazia. Ultima cosa che io voglio dire è questa. Guardate, nel nostro linguaggio quotidiano sono entrate ormai determinate espressioni che noi magari, cioè il cittadino ignaro, le usa innocentemente perché hanno una suggestione di correttezza, tipo il politicamente corretto. Ma voi ci avete pensato che cosa significa politicamente corretto? Significa che c'è chi lo stabilisce ciò che è politicamente corretto e ciò che non lo è. Ora sapete cos'è politicamente corretto tradotto in termini poveri e chiari? Significa che io ti concedo di parlare, ma entro i limiti che determino io. Quindi già io ti tengo al guizzaglio. Questo è il politicamente corretto.
significa non mettere in discussione il sistema generale entro cui tu ti muovi e che ho creato io. Quindi vediamo, diciamo, questo attacco alle TV locali come momento sia di sensibilizzazione che possa diventare anche di lotta e quindi anche di presa di coscienza di un problema generale che riguarda tutti. Grazie. Grazie avvocato, togliere il microfono ad un avvocato non è facile, grazie per quello che ci ha detto. Con un'immagine lui ci ha presentato qual è la realtà, quello di far morire la democrazia a fuoco lento. Grazie per l'immagine, andiamo avanti con Enza Ierna, che è stata dirigente scolastico, poi è attualmente presidente della società Dante Alighieri Comitato di Agrigento ed è un volto talmente noto che non ha bisogno di alcuna presentazione. Grazie, hai esagerato nel presentarmi. Comunque io sarò brevissima anche perché parlo nel ruolo sia dirigente scolastico che di presidente della società Dante Alighieri Comitato di Agrigento. Innanzitutto partiamo da una premessa: le TV locali sono libere espressioni di pensiero di una comunità e questo lo sancisce la Costituzione. Nel momento in cui qualsiasi ostacolo di qualsiasi tipo si frappone a questo libero pensiero di espressione, evidentemente è qualcosa che non va. Anche le difficoltà economiche rappresentano un ostacolo a questo libero pensiero di espressione. È innegabile che in tutti questi decenni le TV locali hanno svolto, insieme anche ai mezzi di comunicazione di stampa vari, hanno svolto un ruolo enorme per la valorizzazione della cultura. Cioè, noi associazioni ci siamo sempre appoggiati alle TV locali. Attraverso esse, infatti, quello che noi dicevamo dal punto di vista culturale non è rimasto chiuso solo tra gli estimatori, ma è stato conosciuto e portato quindi alla portata di chi anche era lontano a volte da questi interessi. In più le TV locali hanno anche saputo valorizzare risorse, talenti in tutti i campi, il campo artistico, il campo letterario, ma anche nelle varie professioni, mettendo in evidenza quindi personaggi, personalità che hanno avuto un lancio attraverso le TV locali. Come scuola noi ci siamo appoggiati tantissimo alle TV locali, molte iniziative, e abbiamo anche saputo coinvolgere oltre che gli studenti anche le famiglie, e hanno avuto una risonanza enorme proprio attraverso le TV. Inoltre dobbiamo anche dire, e quindi fra poco concludo, che in tutti questi anni la comunità, il territorio ha avuto grandi opportunità. Difatti giustamente diceva, non è solo informazione ma di confronto. Il confronto nasce proprio da una dialettica, da più idee, da più diciamo conoscenze, da più visioni di una cosa, e la dialettica è fondamentale per una società civile e per una vita, come diceva giustamente il nostro avvocato, che dia la massima capacità democratica a tutti. Io concludo, penso che è un dovere nostro, non è semplicemente una cortesia, è un dovere nostro per non far perdere al nostro territorio, alla nostra comunità questa grandissima opportunità. Quindi ognuno di noi nelle sfere di propria competenza deve cercare di fare di tutto per far sì che possiamo ancora, diciamo, avere questo prezioso dono delle TV locali. Grazie. Grazie dottoressa Enza Ierna, e tra il suo intervento un aspetto davvero interessante che è stato
detto, ma lei l'ha voluto sottolineare, che la dialettica è fondamentale per una società civile. Quando l'informazione è completa e aperta, è come un'orchestra dove tutti i componenti suonano e c'è armonia. Se invece in un'orchestra suonasse soltanto la gran cassa e tutti gli altri strumenti muti, che orchestra è? Soltanto rumore. L'informazione pluralista e democratica proprio perché consente a tutti di esprimere il proprio pensiero, ed era il pensiero che Enza Ierna ha voluto evidenziare. Andiamo avanti con questo dibattito. Ringrazio anzitutto per gli interventi che sono chiari, veloci, alle persone che ci seguono da casa. Ricordo che ci troviamo nella biblioteca lucchesiana di Agrigento, dove ad opera del Centro di Formazione alla Bioetica Evangelium Vitae abbiamo organizzato questo incontro dibattito sul tema informazione e democrazia, il ruolo delle televisioni locali. Ringrazio tanti amici che sono arrivati. Ecco, c'è arrivata Ida Carmina, l'onorevole Ida Carmina, la ringrazio gentilmente, ha voluto onorarci con la sua presenza. L'invito noi l'abbiamo fatto a tutti, c'è chi ha voluto essere presente, chi ha preferito diversamente. E dopo l'intervento di Enza Ierna sentiamo l'intervento di Pippo Di Falco, un operatore culturale abbastanza conosciuto perché dirige la casa Sciascia e sta dando tanto lustro a questa istituzione. Anche al carissimo Pippo devo necessariamente, ha capito, per i tempi. Intanto grazie per l'invito. Io non sono personalmente particolarmente mediatico, però col settore delle radio e delle televisioni c'entro anche io, perché lo statuto di Studio 98 all'epoca, quando si costituì la cooperativa, l'ho scritto personalmente io e ancora oggi mi chiedono qualche firma per quando hanno qualche esigenza. Non ho mai particolarmente partecipato, ma ho sempre avuto questo piacere, diciamo, di continuare ad esserci anche se non ho nessun tipo di ruolo operativo. E io sono nato nel 1956, noi siamo cresciuti alla fine con questi strumenti perché mi ricordo benissimo quando a Canicattì forse è nata la prima radio libera con la famiglia Ferreri, Radio Palla, e poi si trasferì a Palermo, poi via via sono nate altre televisioni. E cosa hanno significato? L'hanno detto gli altri: allargamento di spazi di democrazia, una fascia poi di intellettuali, perché tali sono, di operatori del settore, sia come video che come poi con la televisione, ma come radio, molto importante. Io voglio ricordare che ancora oggi nelle televisioni nazionali ci sono giornalisti che si sono formati ad Agrigento, ma non è che quelli che sono rimasti ad Agrigento sono da meno, è che hanno fatto una scelta diversa di continuare a presidiare il territorio. In Sicilia poi questa dell'informazione, vorrei chiamarlo, prima era alternativa, poi è diventata, diciamo, un fatto comune, è stato sempre molto importante. La prima radio libera la fece Danilo Dolci nei giorni del terremoto, fu arrestato per avere violato le normative di allora, e ci sono state radio importantissime come la Radio Out di Peppino Impastato, per nominare i fenomeni, come dire, magari più conosciuti, ma avere avuto negli anni delle televisioni a Porto Empedocle, a Sciacca, ad Agrigento, a Canicattì, poi tra l'altro erano strumenti diffusissimi, cioè qua dietro, proprio qua dietro a Lucchesiana è stata una delle prime radio libere
di Agrigento, adesso non mi ricordo il nome che aveva perché poi cessò dopo qualche anno, era sì, e poi insomma, tra l'altro la Chiesa, devo dire che rispetto alla questione dell'informazione è sempre stata un po' all'avanguardia, abbastanza all'avanguardia, che Radio Vaticana ancora oggi è una delle radio, se non la più importante al mondo. E quindi cosa dire? Qua c'è la Ida Carmina, sicuramente credo, se gli altri non sono qui magari avranno avuto i loro impegni, però sicuramente si farà portavoce di questo problema che lei conosce benissimo. E io dico, ma che senso ha mettere questa tassa di credo siano 40.000 euro l'anno? Pochi soldi in assoluto, ma moltissimi per delle televisioni che devono cercare di sopravvivere, devono cercare di essere in regola. Bisogna fare, io non penso che, ma quanto può recuperare lo Stato? Che paghiamo alla RAI. Sì, quanto può incassare lo Stato dalla provincia di Agrigento? Io ho fatto un calcolo, le televisioni che c'hanno quanti sono? 6-7 ormai, non di più. Cosa incasso di 300.000 euro? Cioè una cosa veramente ridicola per uno Stato, tra l'altro da dare alla RAI, già paghiamo il canone alla RAI e tante altre cose. Quindi io mi fermo qui, volevo solo testimoniare questa personale vicinanza, ma ripeto, io ci sono stato anche all'interno in questo mondo, perché quando a Racalmuto, poi era un fatto di democrazia, a Racalmuto nacque prima quella vicina alla chiesa, che si chiamava Albizzarre, tra l'altro in locali della chiesa stessa, e poi naturalmente anche per fare da contraltare, noi che eravamo di sinistra eravamo più vicini a Studio 98, era un dialogo, un dibattito, diciamo, in cui tra l'altro la politica alla fine c'entrava relativamente, perché c'entrava molto di più la cultura. Ecco, questo aspetto volevo sottolineare. Per la cultura è stato un fatto molto importante. Poi l'ultima cosa, poi ci sono delle persone, il venir meno di queste cose, ci sono delle persone che sono interessate solo ai problemi locali. Io conosco tanta gente che guarda solo le televisioni locali e se gli togliamo questo strumento, diciamo, impoveriamo ancora di più, specialmente in una fascia, diciamo, molto popolare. Grazie Piccolo, il quale è stato alla fine di una concretezza, ma lo Stato chiede a queste televisioni, alla fine a quelle 6-7 televisioni, quelle 300.000 euro, che per le televisioni è una somma non indifferente, e chi non può cosa fa? Chiude? Ma scherziamo? Diciamo sul serio? C'è una legge a livello nazionale, ma una cosa sono 40.000 euro ad una televisione che si trova a Torino o a Milano, ma qui con un territorio così impoverito per tanti problemi. Salvatore Castellano, prego. Totò Castellano viene da Canicattì e delle televisioni locali ne ha avuto la possibilità per le sue battaglie sociali. Anche a lui devo ricordare i tempi, perché sa quando inizia ma non sa mai quando finisce. Sarò breve ma anche concreto. Io intanto ringrazio Enzo Di Natale quanti si sono adoperati per cercare di fare il punto su questa situazione drammatica, io la considero drammatica, che purtroppo stiamo vivendo con l'oscuramento di molte TV locali. E la mia presenza vuole evidenziare il ruolo che hanno avuto le due televisioni locali, TVA e Teleradio, nelle battaglie che ho portato avanti, TV Europa, nelle battaglie che ho portato avanti. Io nel 72 ho avuto un incarico da parte del sindacato di dirigere la CISL a Canicattì e ho voluto fare questa scommessa per vedere, tra l'altro io avevo una cognizione molto evasiva allora di quella che era il sindacato, però ho voluto io
fare questa scommessa dicendo accetto l'incarico, e nel giro di qualche anno ho incominciato a lavorare portando avanti i vari problemi che purtroppo investivano il territorio, dall'agricoltura alla sanità a tanti altri problemi del comprensorio di Canicattì. E nel 73 nasce Teleradio Canicattì, a distanza poi di qualche anno nasce TV Europa. Voi non avete idea dell'apporto che mi hanno dato nel portare avanti i tanti problemi a soluzione che investivano il territorio, dall'agricoltura al commercio. Allora non c'erano le ASPI che hanno rovinato la sanità, c'erano i consigli d'amministrazione che gestivano le varie strutture ospedaliere, e il consiglio d'amministrazione di Canicattì era formato da canicattinesi, l'arciprete in primis come responsabile del comitato di gestione dell'ospedale, e si parlò di realizzare una nuova struttura, l'attuale struttura incontrata a Giarre, e la televisione mi ha dato un grosso aiuto, un apporto notevole nel cercare di portare avanti e far capire alla classe politica, non solo canicattinesi ma anche dell'Agrigentino, che Canicattì doveva avere una struttura sanitaria in grado di dare delle risposte concrete a un comprensorio di oltre oggi 150.000 abitanti. Ci siamo riusciti nel campo dell'agricoltura. Come sindacalista io ho portato avanti la realizzazione del famoso centro commerciale, centro mercantile, perché l'agricoltura aveva bisogno di un'organizzazione, cercando un po' di far capire che i problemi dell'agricoltura erano legati alla realizzazione di cooperative e tutta una serie di problemi. E io vi voglio raccontare anche questo. Allora l'Istituto Case Popolari aveva realizzato 40 alloggi. Da 2 anni i lavori erano stati completati. Io scrivo all'Istituto Case Popolari, scusate l'espressione, manco mica cavano, a che io vado in televisione e per un'ora incomincio a parlare, ad evidenziare tutte le porcherie che inducevano allora l'Istituto Case Popolari, perché non si mettevano d'accordo a chi assegnare gli alloggi. È successo il fine mondo, minacce di querele, minacce a me, però alla fine dopo un mese gli assegnatari hanno avuto la casa popolare. Questa è una delle tante battaglie che io ho fatto da sindacalista. E ancora oggi, io sono impegnato per esempio nel portare avanti i problemi della sanità locale, una struttura ospedaliera che è ridotta in stato di abbandono, reparti chiusi, e continuo ancora. Io purtroppo oggi vado ad assistere che le 2 televisioni locali, Teleradio è stata completamente oscurata, c'è TV Europa che ancora trasmette qualche cosa, qualche telegiornale, ma è insufficiente. La gente era abituata alle 2 di sentire il telegiornale per capire un po' quello che succedeva a Canicattì, che succede a Canicattì nel comprensorio. Dulcis in fundo, io sono responsabile di un gruppo teatrale, scrivo le mie commedie, li porto in scena, e spesso queste commedie, la ripresa di queste commedie io le ho date a TV Europa. Loro me le trasmettono sempre. Io ero a Palermo, sarò benissimo, ero a Palermo, mia moglie si doveva operare, alle 8:30 esco da casa e
dall'ospedale e vado in albergo. Nella mia stanza c'era un televisore. Io accendo il televisore e cerco di sintonizzarlo in qualche canale dell'Agrigentino e vado e trovo TVA che trasmetteva una mia commedia. Da uno stato di apprensione, perché l'indomani mia moglie ci doveva operare, mi sono rincuorato nel vedere una mia commedia a Palermo, ma non solo questo, a distanza di qualche settimana, sì, a distanza alla fine ci sono altre cose che dovrei. Allora, io concludo, per concludere, guardate, la situazione che stiamo vivendo a Caricattì è drammatica. Lo scuramento di queste due televisioni locali che ci hanno tanto comportato ha lasciato un vuoto veramente, un vuoto che ancora la politica non ha capito che il territorio ha bisogno di loro interventi per poter creare lavoro. E concludo, guardate che alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo il 90% dei canicattinesi non andrà a votare, E togliamo davvero questa amarezza di Totò Castellano che a Canicattì, abituati a vedere a determinato orario il telegiornale, non vederlo, davvero ha creato una sofferenza perché era diventato un appuntamento. Bene, qui con noi c'è l'assessore Alfano che viene anche a nome dell'amministrazione e ci rivolge il suo breve saluto. Prego di accomodarsi. Stiamo procedendo velocemente con gli interventi. Anzitutto, come ha detto l'amico Di Natali, porto i saluti del sindaco e il mio personale grazie a chi ad Agrigento, nella nostra provincia, fa formazione e informazione, perché il tema che trattiamo oggi, quello della possibilità della sopravvivenza delle TV locali, penso che sia un problema reale e serio. Primo, perché il vincolare la possibilità o meno delle TV locali al pagamento o meno di un obolo, di una tassa, penso che sia forse la fine della democrazia delle TV locali, perché l'indipendenza economica è ciò che dà la possibilità a una televisione di poter dare la notizia senza dover dare conto a nessuno, e quindi questo penso che sia l'elemento fondamentale, quello che dovrebbe guidare la prosecuzione e la sopravvivenza delle TV locali. Un problema che spesso, parlando anche con l'amico Arturo, abbiamo trattato in più di un'occasione, perché il fare imprenditoria con la televisione e con l'informazione è veramente complicato, perché dare la notizia non rende, e quindi avere la possibilità invece di dare la notizia e le informazioni in maniera assolutamente libera, autonoma, dà la possibilità agli strumenti, a chi segue, di poter poi, come si suol dire, collegare tra i puntini, perché penso che chi fa veramente informazione deve dare le notizie in maniera neutra, schietta, e dare la possibilità a chi segue il TG, le notizie, il telegiornale, di poter collegare autonomamente i puntini. E quando questo non si può fare, perché, e io parlo da persona che vive la città, senza le TV locali non avremo la possibilità di far trapelare all'esterno ciò che si fa. E quindi il mio grazie personale a chi, i tanti amici che sono qui presenti e ogni qualvolta vengono chiamati senza pensarci due volte sono sempre lì. Quindi mi auguro che si riescano a trovare gli strumenti e la possibilità di poter consentire e di mantenere una autonomia e una democrazia alle TV locali, che sono la vera spina dorsale dell'informazione nella nostra città. Grazie a tutti. Grazie Assessore Alfano. Ecco, abbiamo l'ultimo intervento programmato, poi ci sono alcuni interventi già che si sono prenotati. Enrico Quattrocchi, figura storica della nostra città, della nostra provincia, che delle TV locali anche ne ha fatto uso nelle sue attività. Devo dire che, intanto che ringrazio tutti,
È bene che ci sia questo interessamento all'informazione che manca, perché, all'informazione che manca, perché tutti avvertiamo da tempo che c'è un impoverimento del dialogo politico, dell'intervento dei cittadini, della conoscenza, del dibattito dei problemi, insomma dell'interessamento e della partecipazione alla vita pubblica, alla vita civile. E questo oggi lo avvertiamo ancora di più anche attraverso la mancanza delle TV locali, che hanno avuto un grande ruolo, un grande apporto nell'informazione, nel fermento, nel dibattito. Magari qualche volta c'era stata anche qualche esagerazione, si è straripato un poco, però erano un elemento di riferimento e quindi di vita civile. Nel passato la partecipazione dei cittadini, che non era certo di grande massa, ma la partecipazione alla vita politica era maggiore di quella che c'è oggi. Indubbiamente, se andiamo a vedere, a guardare, si parlava di caricatismo, di caricatismo, devo dirvi che io, ragazzo, mi ricordo che c'erano un sacco di iniziative anche di giornali locali, di giornali che avvocati, professionisti che si interessavano a poter scrivere, a poter dibattere. Oggi tutto questo è morto, non esiste. Abbiamo i telefonini, abbiamo i computer, li abbiamo intasati, completamente intasati di notizie che ci possono fare credere qualunque cosa, ma non servono, non c'è dibattito, non c'è partecipazione. Il dire I like mi piace, ma che discorso è? A me mi piace, non mi piace. Qui siamo arrivati al punto che io conosco un paio di deputati, a cominciare da Ida, perché l'ho avuto anche allo studio, ma per la conoscenza della famiglia, di suo papà, la grande amicizia con Giorgio, Carmina, ma devo dire che qui la gente non conosce più neanche i nomi dei deputati, non c'è più partecipazione, non c'è punto di riferimento, ma il deputato non era quello a cui ti potevi rivolgere se avevo un bisogno. Il deputato aveva una funzione di collegamento reale del proprio territorio, della propria provincia rispetto al resto. Ma guardate, io voglio soltanto dirvi una cosa a proposito che questa questione del Canicattì, ma forse noi non sappiamo una cosa. A Canicattì, quando c'era il collegio unico, va bene, ci fu non perché decedette, ma perché ebbe bisogno di volere assistere alla propria moglie e il deputato di Canicattì, Gaetano, praticamente si dimise. Allora si dovette procedere a una nuova elezione, quindi a rinnovare le elezioni. E il gruppo che è dominante sul piano evidentemente economico, feudale, in certo qual modo, di Canicattì, pensò subito come poter sostituire a Gaetano e lo sostituì con un avvocato di Palermo, il quale nel giro di poco tempo, 2 anni, e venne eletto e naturalmente diventò presidente del Consiglio dei Ministri a Roma. Quindi per dire la partecipazione che c'era e anche il potere, il ruolo che avevano le comunità. Oggi questo non c'è più. Oggi questo non l'abbiamo. Noi abbiamo oggi
Invece è una situazione in cui la città di Agrigento è oggi impegnata per un avvenimento importantissimo, cioè capitale della cultura. Ditemi se la mancanza delle TV locali non è un elemento di debolezza nel dibattito e nella possibilità che i cittadini partecipino a tutto quello che dovrebbe essere, alle problematiche che ci sono. Sotto questo aspetto io ritengo che noi dobbiamo fare di tutto perché le TV locali debbano poter operare e i comuni debbano anche poter intervenire, le amministrazioni debbano preoccuparsi di questo come di un servizio pubblico che debbano finanziare e quindi richiedere l'impegno, la partecipazione di tutti per sostenere questa battaglia perché ritornino le TV locali. Grazie Enrico, soprattutto per questo aspetto che ha messo in evidenza, ha detto tante cose interessanti, il rapporto tra cultura e TV locali. Certo, è il colmo che nell'anno della cultura le televisioni locali dovessero chiudere o non dovessero esserci o non dovessero essere nelle condizioni di dare un adeguato servizio. Qui con noi c'è Ida Carmina, la prego gentilmente anche di darci il suo saluto, deve essere un saluto, come ho detto, per altri brevi, e subito dopo entriamo con il dibattito con delle persone che sono in sala e di quelli che già si sono prenotati. Grazie a tutti, grazie per l'invito, che ci siamo sentiti con Margherita, avevo assicurato la mia presenza, perché l'argomento non è di attualità ma è di emergenza. Pensate che ieri è stata revocato un monologo di un giornalista scrittore sul 25 aprile, immagino perché non gradito alla impostazione ormai del regime dominante, perché di questo dobbiamo parlare. Quando si parla del ruolo delle TV locali, al di là dell'abitudine di chi va ad ascoltare i radiogiornali, i giornali che vengono normalmente editi verso le 2, eccetera, eccetera, come facciamo un po' tutti. Ma il problema è di fondo, che la democrazia è legata all'informazione e a una informazione corretta e veritiera. Quante più voci libere ci sono nel panorama culturale anche a livello locale, quanto più è informata la gente, quanto più la sua scelta sarà consapevole e quanto più sarà indotta alla partecipazione. Quindi oscurare, mettere limiti di qualsiasi tipo e non agevolare o incentivare le televisioni legali è un atto profondamente antidemocratico. Questo è. Quindi la battaglia non è solo legata ad una funzionalità spicciola e al servizio che è essenziale e utile alla gente e alla collettività, non so, c'è lo sciopero sui mezzi, l'ospedale terrà questi orari, l'erogazione dell'acqua sarà, ma anche si toglie la possibilità di incidere sulla opinione della gente. Allora, il fatto che si mettano delle tasse, dei contributi, dei canoni grossi, perché penso che si tratti di questo, il mondo è complicato, delle frequenze radiotelevisive, eccetera, eccetera, per l'accesso all'etere, chiaramente è un atto antidemocratico, perché non solo non si dovrebbero mettere, quasi quasi si dovrebbero dare contributi a tutti, anche ai piccoli, perché svolgono una funzione pubblica, non solo, ma c'è questo DPR del 2017 numero 146, quindi affidato ora al Ministero Made in Italy, che nel disciplinare l'erogazione di contributi prevede la presenza di 14 dipendenti, di cui 4 giornalisti. Ora, se questo evidentemente è possibile solo alle emittenti di grosse dimensioni, che hanno una capacità di capitali enorme, essendo poche facilmente influenzabili e gestibili. Quindi in realtà io penso anche
al nostro Peppino Impastato, ai suoi 100 passi. Voluto dal signor Renzi, ministro. Sì, Renzi, infatti, allora la questione quale fu? Voi sapete che ora c'è la questione della RAI, della gestione della RAI, di tutto quello che sta succedendo. Evidentemente io dico, mi rifacevo a Peppino Impastato, alla sua denuncia contro la mafia. Ma quello era un emittente libera, lui dalla radio poteva dire certe cose, e chiaramente un emittente di carattere locale, per il suo coraggio da leone è stato ucciso. Allora molti giornalisti vengono uccisi. Pensate che a Gaza, c'è la questione ora di Gaza, Israele sta impedendo l'accesso ai giornalisti che possano filmare ciò che accade veramente, perché sono in procinto, se non già hanno iniziato, l'operazione di terra a Rafah. Purtroppo io dovevo far parte della delegazione parlamentare italiana che andavano lì, non sono potuta andare perché non mi è arrivato in tempo il passaporto diplomatico, perché chiaramente sono situazioni di pericolo e occorre andare col passaporto diplomatico, perché sennò davvero diventa complicato e difficile. E mi dicevano i colleghi di quello che accade, cioè cose inverosimili, migliaia e migliaia di tir pieni di alimentari, eccetera. Uno non lo hanno fatto passare perché bloccati lì, e uno non l'hanno fatto passare perché aveva delle merendine al cioccolato, ritenendo che chissà potessero essere un po' di gioia per questi bambini disperati. Cioè, ma queste cose vengono dette, vengono divulgate, le immagini vengono censurate, perché? Perché bisogna lobotomizzare, io penso, la gente con una informazione unidirezionale che dà sempre ragione e non dice veramente come stanno le cose. Ma faccio un esempio concreto e poi chiudo, perché sul super bonus per ora ne hanno fatto il capro espiatorio di ogni cosa. Voi sapete che c'è stata la direttiva Green, ora fanno terrorismo psicologico sulle case, no? Le case non varranno più niente. C'è stata la direttiva Green che ha sostanzialmente approvato la linea che noi, io sapete, faccio parte del Movimento 5 Stelle, sposiamo, quindi la linea ecologica. Siamo stati ritenuti la forza più ecologica del Parlamento europeo. E questa direttiva Green in realtà parte come misurazione dal 2020 e l'Italia deve raggiungere entro il 2030 il 16% di riduzione delle emissioni CO2 delle case. Ebbene, sappiate che noi l'abbiamo già raggiunta, appunto perché la misurazione parte dal 2020, noi il 16% di riduzione di emissioni delle case lo abbiamo già raggiunto. Quindi non c'è nessun terrorismo da fare, grazie ad un provvedimento profetico, poi mal gestito dal governo Draghi, dal governo attuale Meloni, perché il movimento lo gestì solo per 9 mesi per rilanciare l'Italia. Quindi queste cose voi le sapevate? Penso proprio di no, perché quello che deve venire fuori è il capro espiatorio. Lo sapete che la bolletta energetica nazionale dell'Italia è diminuita di 3 miliardi di euro? Che il consumo di gas in Italia è diminuito del 10%? Grazie a chi e grazie a cosa? Non le dicono queste cose, perché devono criminalizzare chi ha un atteggiamento ecologico, e allora passa il messaggio, il buco del bilancio che nessuno ha visto. Comunque, questo e tanto altro potete dire, ma questo per dirvi quanto sia importante che poi il passaggio del consenso informato ad una forza al momento elettorale sia consapevole. Perché se manca l'informazione, questa consapevolezza non c'è assolutamente, e prevale un'impostazione unidirezionale, e questa è assolutamente la negazione della democrazia. Quindi si può, diceva Alex de Tocqueville della democrazia nel libro La democrazia in America, io non condivido la tua opinione, ma darei la vita perché tu la possa esprimere. Mi pare che non sia questo l'andazzo, e non basta dire che siamo una democrazia per esserlo. Io, rispetto all'attentato che c'è stato in Russia da parte dei terroristi kazaki,
sono andata a leggermi, perché non è che uno può sapere tutto, sono andata a leggermi la situazione del Kazakistan. Ebbene, c'era scritto all'inizio il Kazakistan, Repubblica Democratica di nome, dittatura di fatto, cioè non è che basta che un governo sia definito da sé, ma è il rispetto di determinati principi e valori che sostanzia la democrazia. Noi possiamo dire di essere in democrazia, ma se impediamo la libertà di opinioni diverse, se monopolizziamo la cultura, se compiamo certe operazioni, siamo di fatto, anche noi in Italia si dirà, democrazia di nome, di fatto regime. Quindi stiamo attenti, è un momento delicato della nostra Italia, quindi anzi io ringrazio chi eroicamente continua a fare informazione, diffusione nelle TV locali, con enormi sacrifici, con povertà di mezzi, e sicuramente sposo e sposerò questa battaglia in Parlamento e alla Commissione Bilancio, sperando che ci siano orecchie che vogliano sentire, perché io non penso che ci sia questa volontà, perché è una volontà politica più che non di mancanza di risorse, perché si trovano per le armi, si possono anche con Pannelli che era ministro dell'informazione, non c'è manco grazie. Vabbè, ora la situazione è cambiata. Grazie. Allora passiamo ai primi interventi che sono in aula. Ecco, il primo che abbiamo qui in lista è Pippo Calandrino, regista. Anche a lui prego gentilmente i tempi di 5 minuti. I 5 minuti, si prepari Enzo Abbate. Pochissime parole, buongiorno a tutti, pochissime parole per condividere con voi la mia esperienza personale all'interno, in seno alle televisioni locali, anche per dare testimonianza diretta, come diceva prima bene Margherita, di come si faceva televisione locale e di quello che si faceva nelle televisioni locali nel corso degli anni, soprattutto negli anni passati. Perdonatemi i foglietti, ma ci sono date e nomi che non vorrei dimenticare, ma non preoccupatevi perché non devo dire tutte queste cose, è solo per appoggiare il mio foglietto principale, il mazzetto mi serve per appoggiare il foglietto. Dico, nessuno di voi si ricorderà certamente, ma già nel 1975 alle trasmissioni sperimentali in bianco e nero di Teleacras il sottoscritto usciva da una persiana di una casa di San Leone e ricordare 5 minuti per favore. Assolutamente sì, anche un elenco molto lungo, anche di meno. Guarda, io avevo detto prima il mazzetto, non devo dire tutte queste cose, mi serve per appoggiare il foglietto, capito? Grazie. E dicevo, il sottoscritto usciva da una persiana su un giardino, non mi ricordo, eravamo in zona San Leone, e cominciava a raccontare delle storielle così per intrattenere il pubblico, i telespettatori. Dopodiché, passato a Catania al Teatro Stabile, è stato quasi automatico avere un rapporto con la televisione che allora neonata Antenna Sicilia. Ad Antenna Sicilia, insieme alla Pippo Pattavina, sotto la direzione di Romano Bernardi, insieme a Pattavina e alla compianta Mariella Lo Giudice, ho avuto il piacere e l'onore di condurre la Fiera del Venerdì, che fu un programma che prese veramente, appassionò quasi tutta la Sicilia. Ebbe un grandissimo successo. Ancora più avanti, con Candido Anastasi, Alessandra Costanzo e Marina Cosentino, portammo in onda Ragazzi e Sabato, altro programma che è una specie di una sorta di chissà chi lo sa, che coinvolse per intere stagioni scolaresche di tutta l'isola. Non parliamo poi di Televideo Agrigento che poi negli anni '80 mi diede la possibilità di portare in onda programmi come Cocktail, dove la gente, il pubblico interagiva sia con le telefonate sia venendo personalmente in studio e partecipando ai giochi, oppure sotto l'ombrellone, che giravamo completamente sulle spiagge, coinvolgendo la gente sulle spiagge.
E Piccole Stelle, se vi ricordate, Piccole Stelle, gli addetti ai lavori si ricorderanno sicuramente, che coinvolse tutta la provincia di Agrigento, perché fu il precursore di The Voice o Ti lascio una canzone, arrivati anni luce dopo, e noi veramente con Piccole Stelle abbiamo messo in subbuglio l'intera provincia, i comuni dell'intera provincia. Quindi l'auspicio è quello di altro che tasse e balzelli. I politici e le istituzioni devono assolutamente contribuire con qualsiasi mezzo e scendere in campo con tutti i mezzi possibili per rilanciare e contribuire al rilancio e alla riqualificazione delle televisioni locali. Grazie. Grazie Pippo, soprattutto per il tuo intervento così chiaro e veloce. Hai avuto paura però, Enzo Abbate è un operatore culturale molto attento anche alle problematiche che riguardano la comunicazione. Grazie, ringrazio Margherita, saluto tutti i presenti. In effetti quando Margherita mi ha mandato il messaggio per partecipare a questo incontro ho accolto subito, anche perché al di là dell'amicizia che mi lega a Margherita e ad Arturo da tantissimi anni, in effetti abbiamo avuto un periodo di collaborazione, perché io sono stato un editore per circa 5 anni, facendo una pubblicazione, una rivista insieme a mia moglie, che aveva molto successo, però il problema della crisi editoriale che ha investito non solo le televisioni private, ma poi di fatto anche tutta l'editoria in genere, praticamente ha spezzato un po' tutto quello che era il lavoro. Io ho preso degli appunti anche perché onestamente ho una memoria molto labile e l'intervento su quello che faccio, su quello che farò, su quello che dirò, in effetti è rivolto al senso e l'importanza delle emittenti private, che hanno avuto un ruolo importantissimo in quanto fra l'altro hanno rotto quel monopolio che ha messo sulla RAI nel 1954, quindi insomma creando un'informazione più ampia e quindi diversificata, rivolta in particolare a quei territori dove hanno operato producendo, cosa per noi indifferente, tanta occupazione e forgiando tanti nuovi validi professionisti. Ma tralasciando le TV private o commerciali che dir si voglia, diffusione nazionale, anche perché gli scenari sono totalmente diversi, ma focalizzando il dibattito odierno nel ruolo delle emittenti locali sul nostro territorio, l'incipit del titolo di questo incontro, informazione e democrazia, è particolarmente invitante ad un confronto in quanto apre a delle più ampie verifiche e approfondimenti sull'informazione svolta nella nostra città e nella nostra provincia. Città e provincia che certamente evidenziano tante problematiche. A mio avviso si tratta di un'analisi complessa che va fatta in quanto, così come politica, mafia e anche massoneria influiscono e agiscono sulla gestione del nostro territorio, anche l'informazione può essere fortemente manipolata da questi tre elementi, trasformandola, seppur apparentemente, in veritiera e democratica. Tuttavia dobbiamo però partire anche da un'altra visione specifica importantissima. Oggi sicuramente più di ieri, grazie a internet e ai social network, politica e informazione sono più presenti rispetto al passato e investono e interessano ancora più l'opinione pubblica. Ed è oltremodo necessario distinguere che se in regioni più prolifiche e ricche del nord, grazie alla presenza di industrie, fabbriche e quindi con indubbi maggiori sbocchi occupazionali, l'approccio verso la politica è sempre stato e continua ad essere molto differente rispetto al sud, nel nostro territorio e in particolare dove non esistono fabbriche e imprese e lo stato di bisogno dei cittadini è perenne. L'unico riferimento per la possibile soluzione del problema lavorativo oggi come da sempre è continuare a chiedere e a fare la questa al politico di turno. E paradossalmente questo, anche quando non sempre purtroppo l'azione del politico può essere definita cristallina. È ovvio che in una società che ha questi presupposti anche l'informazione può avere tanti limiti, se non addirittura subire ricatti. Tutto questo diventa ancora più pericoloso quando dei dati di un rapporto sull'organizzazione del report, scusate ma ho un problema di respirazione. Si calmi. No, ho un po' di... no, soffro di allergia in effetti e non riesco a respirare.
Mi dispiace se esco o preferirei, Margherita, se tu potessi continuare a leggere il mio intervento. Ho una difficoltà di respirazione, forse io soffro della polvere, forse di qualche cosa nel... Il dottor Alfano che esce, non ti preoccupare, lo leggiamo noi. Tuttavia dobbiamo però partire anche da un'altra visione specifica importantissima, oggi sicuramente più di ieri, grazie ad internet e ai social network. Politica e informazione sono più presenti rispetto al passato e investono e interessano ancor più l'opinione pubblica. Ed è oltremodo necessario distinguere che se in regioni più prolifiche e ricche del nord, grazie alla presenza di industrie, fabbriche e quindi con indubbi maggiori sbocchi occupazionali, l'approccio verso la politica è sempre stato e continua ad essere molto differente rispetto al sud, nel nostro territorio in particolare, dove non esistono fabbriche e imprese e lo stato di bisogno dei cittadini è perenne, l'unico riferimento per la possibile soluzione del problema lavorativo oggi, come sempre, è continuare a chiedere e fare la questo al politico di turno. Tutto questo diventa ancora più pericoloso quando dai dati di un rapporto dell'organizzazione Report Senza Frontiere risulta che l'Italia sulla libertà di stampa nel 2022 era al 58° posto. Inoltre la grande crisi dell'editoria che Internet ha creato ha stravolto tutto il sistema facendo crollare le vendite di riviste, giornali e quotidiani. Fatta questa premessa e andando al punto focale in questo dibattito, qual è stato il ruolo delle emittenti private ad Agrigento e nella provincia? Sicuramente è quello di dare ad un territorio povero, evidenziando sia i tantissimi disagi e bisogni, quanto di contro a mettere a fuoco la grande ricchezza e le tante opportunità di crescita sociale ed economica di questi luoghi, creando quell'informazione precedentemente inesistente sul territorio agrigentino. Dalla metà degli anni 70 fino alla riforma dell'emittenza locale, solo Agrigento, città senza prendere in causa le altre eccellenti emittenti presenti in altri comuni della provincia, ha avuto emittenti televisive di altissimo profilo istituzionale. È necessario dare merito a quegli editori lungimiranti che senza chiedere nulla, anche perché era impossibile chiedere contributi, hanno investito le proprie risorse economiche per creare una nuova impresa, un lavoro faticoso e ricco di soddisfazioni personali. Purtroppo nel tempo le cose sono drasticamente cambiate e se fino a qualche anno fa con gli introiti della pubblicità gli editori riuscivano a sostenere le spese, oggi non è più così. Pertanto, dato per certo che le entrate pubblicitarie scarseggiano ovunque e che in tutte le emittenti locali è stato necessario operare una drastica riduzione del personale, è tuttavia indubbio che vi sono però dei costi di gestione e produzione generale che devono essere obbligatoriamente rispettati. Quindi per le TV locali una visione non certo rosea. Non si deve dimenticare che l'informazione, quella reale e vera, è fatta senza alcun tipo di condizionamenti o ricatti, ha avuto la capacità di smuovere le acque anche torbide, che ha creato reazioni a fatti altamente drammatici. Rostagno, Impastato, Fava lo hanno testimoniato. Personalmente, dice Enzo Abate, credo che una informazione più ampia, obiettiva ed estesa oggi la si può trovare nei giornali online, probabilmente perché hanno meno costi. Una cosa è certa, più di oggi si è svincolati e lontani dal sistema politico, più avremo un'informazione libera, veritiera e cosciente. Forse così potremo ridare forza e vigore a quella persa moralità politico-sociale e una coscienza civile così da tanto tempo vilipesi. Grazie a Enzo e vi prego gentilmente negli interventi di essere nei 5 minuti perché ci sono 6 interventi programmatici. E Salvatore Indelicato, scrittore, operatore culturale, impegnato, sempre presente nelle nostre iniziative, e subito dopo Etta Miliotto si prepari. Buongiorno a tutti, oggi l'argomento è molto importante perché tocca una sfera
che ritengo sia di livello altamente democratico, cioè quello di avere delle voci libere nella nostra società che possano parlare e possano dare voce a tante persone, a tanti talenti che possono anche uscire. Io mi costa personalmente l'esperienza con la TVA, perché tante volte sono stato invitato alla trasmissione socioculturale, perché si è interessata di tantissimi argomenti, portando in evidenza il mio lavoro di scrittore. È un'opportunità che il territorio ha, la televisione privata, l'emittenza privata, sia anche radio che sia televisione, sono uno strumento necessario per il monitoraggio del territorio, per poter essere quella voce fuori dal coro, perché vediamo benissimo la TV di Stato come si comporta ultimamente, è una televisione di regime, dicono soltanto quello che vogliono loro, e naturalmente il tentativo di oscurare le televisioni private, le emittenti private, è quello proprio di togliere queste voci di controposizione. L'auspicio mio, come quello anche dei miei predecessori che hanno relazionato, è quello che possano essere nuovamente incentivate questo tipo di imprenditoria, essere incentivata perché dà anche modo e possibilità di dare lavoro a tanti tecnici, a tante maestranze che trovano sbocco in questo campo. Grazie. Grazie a te, soprattutto i tempi. Etta Miliotto è Presidente Comitato Pari Opportunità di Commissione Comunale Pari Opportunità. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Bellissime le parole che ho sentito. Importantissimo il titolo di questa convention di stamattina. Informazione, democrazia, parole che sono state usate in tutti gli interventi. Che cos'è democrazia? Che cos'è l'informazione? Lo sappiamo tutti, questo è un parterre di persone colte, di avvocati, di giuristi, grandi professionisti. L'informazione, partendo da questa parola, significa portare a conoscenza, poter donare agli altri quello che non è facilmente raggiungibile. Democrazia, demos, kratos, popolo, potere, quindi tutto ciò che dovrebbe essere un diritto del popolo. E poi emittenti locali. Le emittenti locali che sono state delle realtà in questi ultimi 50 anni che hanno aperto quella finestra a noi che siamo del Nord Africa, e lo possiamo dire, quella finestra aperta sul mondo. Di questo noi dobbiamo dire grazie a Teleacras, a TV Europa, a tutte quelle emittenti locali che ci hanno dato la possibilità di sapere, di avere l'informazione fino a casa. Oggi l'emittente locale, da un po' di anni, da quando si parla dei grossi problemi di etere, di trasmissioni, è stata sedotta e abbandonata, ma soprattutto sedotta e abbandonata non dai cittadini ma dalla politica, perché il neo è la politica che fin quando ha bisogno ti accarezza e poi dimentica. Questi sono i grandi amori che hanno quella vampata e poi finiscono. Bene, io sono stata funzionaria al comune di Favara per quasi 40 anni. Ricordo che Favara, e mi rivolgo alle amministrazioni che sono assenti oggi, che noi avevamo un capitolo in bilancio, era destinato alla emittente locale. Allora io, ai miei tempi, ero capo dell'ufficio di gabinetto del sindaco. Ci fu
un opportunista, scusatemi ma lo devo dire anche, giornalista, che mi telefonò e mi disse: ma voi che elargite questo contributo ad una emittente locale, le emittenti locali vivono di sponsor. Io oggi lo prenderei per le orecchie a questo gladiatore giornalista che ebbe a dire quelle famose parole. Oggi ogni amministrazione locale, sottraendo una piccola parte di quelle spese inutili, potrebbe creare anche un capitolo ad hoc per le emittenti locali, almeno per dare dimostrazione della loro presenza, del servizio che danno. Mia madre ha 91 anni, da un discorso parto a un altro discorso. L'altro giorno mi ha detto: guarda, non riesco più a prendere TVA, l'ho raccontato alla mia grande Margherita. Perché? Perché le notizie del territorio che ci giungono attraverso la sorgente delle vere informazioni. Canale 5 l'altro giorno ha dato una notizia nostra locale, ma lo sapete grazie a chi? Grazie all'emittente locale, perché attingono notizie da queste sorgenti per poi poterne fare il grande fiume che le emittenti nazionali usano e ne fanno anche abuso. Io ho terminato. Grazie. Signori, è un problema esclusivamente di sovranità popolare, dobbiamo alzare la nostra voce. Grazie a voi. Grazie per il contributo. Ci sono altri due interventi, ecco, Luigi Costanza e Aldo Capitano. Dai. Luigi Costanza, prego, preside, molto conosciuto anche lui qui ad Agrigento, e si prepara il carissimo Aldo Capitano. Anche a voi. Velocissimamente, grazie all'invito, ho voluto essere presente per testimoniare l'importanza delle TV locali, soprattutto perché danno voce anche alla scuola, ecco, nelle varie manifestazioni che si fanno alla scuola vedo sempre la presenza delle TV locali che testimoniano un'importanza notevole e soprattutto danno la possibilità di far capire alla gente, alle famiglie, a quello che veramente si fa all'interno delle scuole, che non sempre a volte, perdonate, viene a volte percepito nel giusto modo. Io sono convinto che questa giornata di oggi sia una giornata estremamente importante, perché tutti quanti dobbiamo dare supporto alle TV locali, perché rappresentano, come è stato detto da più parti, una finestra nel mondo, ma rappresentano la nostra realtà. E in un territorio come il nostro, particolarmente, diciamo, che ha delle deficienze, degli aspetti negativi, per come è stato detto da tutti, credo che le TV locali siano una voce veramente democratica per dare voce soprattutto a chi magari ha grosse difficoltà. Quindi grazie veramente alle TV locali, il TVA, Teleagrassi, e anche un modo, e voglio citare un aneddoto, noi quando a volte nelle scuole si fanno le pubblicità per l'Open Day, io sono un po' contrario, però dico è giusto dare conoscenza di quello che si fa a scuola, e una volta un alunno mi disse che aspettava lo spot pubblicitario e con l'occasione ha visto tutto il telegiornale, e quindi come questa, anche questa è cultura, è modo di diciamo, proseguire un percorso di aggiornamento, di acculturamento notevole, che magari le altre opportunità non si hanno altre opportunità, ma che le TV locali invece danno. Quindi grazie veramente per questa giornata bellissima di spunto e di riflessione per dare sostegno alle TV locali. Grazie Preside. E le televisioni sono state sempre presenti nelle iniziative che l'istituto cui dirige il Preside, nelle sue iniziative devo dire che, lo diciamo con orgoglio, è uno degli istituti di punta nella nostra città e nella nostra provincia di Agrigento. Il fatto di essere questa mattina qui presente tra i pochi dirigenti scolastici per noi veramente è un conforto e un ringraziamento, perché ha creduto e crede in quello che fanno le televisioni locali. Aldo Capitano, prego, battagliero, medico, non ha bisogno di alcuna presentazione, ma soltanto di una raccomandazione dei 5 minuti. Io vi ringrazio, è un tema interessante, anche perché provengo da un'iscrizione ringrazio tutti,
per questo argomento molto interessante, tra l'altro mi coinvolge personalmente perché negli anni 70 sono stato anche iscritto all'ordine dei giornalisti, poi per motivi di altro tipo professionali ho dovuto seguire altre strade, ma il mio discorso sarà breve anche perché non so se potrò, diciamo, apportare un piccolo contributo che potrebbe essere una mia intuizione che va al vaglio di giuristi se possono intervenire in tal senso, oppure una mia considerazione errata. Partendo dal 25 aprile, e torno un po' indietro, che si avverrà fra 5 giorni, mi pare che questi 80 anni di democrazia hanno avuto un'evoluzione, abbiamo avuto un decollo subito dopo la guerra che ci ha portato alla crescita italiana e ci ha portato alle grandi industrie, avevamo le industrie di tutti i tipi, adesso invece abbiamo le industrie fuori dalla nostra nazione e gli interventi statali non sono incisivi e neanche ci pensano, mentre i tagli per le altre motivazioni che non sono logiche, come quelle sulla sanità, ma anche e soprattutto sulla idea di seguire l'articolo della Costituzione. Vi dovete dare un secondo per rileggerlo perché mi farebbe piacere. Ecco, l'articolo della Costituzione, non lo trovo più, l'avevo preparato, che recita che la libertà di parola è la cosa più importante che il cittadino deve avere ossequiato da parte dello Stato, quindi lo Stato deve dare la libertà di parola a tutti i livelli, anche giornalistici, anche televisivi. E questo fatto che all'interno dello Stato si sia adoperata una specie di prepotenza che a me non fa altro che disgusto, una prepotenza molto incisiva che determina tra l'altro una perdita di un patrimonio culturale che è importantissimo, diffuso in tutta Italia e che tra l'altro regione per regione parrebbe che avesse costruito un ponte interregionale tra televisioni siciliane locali e televisioni di altre regioni, tali da poter essere presenti anche nel territorio fuori dalla nostra nazione. E questo per me è un peccato veniale, un peccato mortale, perché la televisione non può morire. Questa legge usata con violenza di dare 40.000 euro di canone annuale, secondo me è una forma quasi simil-riccinosa di evitare di far parlare la gente. Cioè, noi stiamo ricevendo l'olio di ricino piano piano, la nostra nazione va in decadenza, abbiamo una devoluzione, abbiamo un'involuzione dopo gli anni 70 e non dobbiamo poi dire che gli anni 90 sono stati peggiori, gli anni 80 sono stati peggiori, perché ahimè io vorrei ritornare agli anni 90 e per concludere devo dire che dagli anni 90 in poi non so se Mani Pulite è stata una disgrazia, secondo me è stata una disgrazia e quindi questa disgrazia ci ha portato a questi livelli e ci ha portato purtroppo a essere succubi delle banche internazionali e succubi di massonerie deviatissime che hanno creato solo esclusivamente un approvvigionamento per se stessi e hanno determinato una carenza di possibilità di democrazia a tutti i livelli. E le guerre sono una testimonianza che ormai non c'è più moderazione, non c'è più intermediazione, non c'è più colloquio, non c'è più una forma di cercare di trovare una soluzione invece di avere la guerra. Il pensiero che ho avuto, ho finito, scusate per i secondi, è quello che la confederazione che ci sarà dei giornalisti, in base all'articolo della Costituzione, potrebbe avvalersi del fatto che questa legge che hanno fatto di 40.000 euro, di chiudere le televisioni, di dare addirittura la rottamazione a certe televisioni, è anticostituzionale.
e secondo me l'intervento giuridico e giudiziario potrebbe avere un valore contro il Ministero dello spettacolo. Ora si chiama Made in Italy. Esatto, questo Ministero è anche contro la Presidenza del Consiglio, perché è un istituto giuridico anticostituzionale che va posto all'attenzione della Corte Costituzionale. Scusate. Grazie Aldo. Abbiamo gli ultimi interventi. Prego, dottor Viotta. Vediamo, poi si prepari, ecco, quelli iscritti abbiamo poi il dottor Nino Cuffaro. Il professor Alfano vuole dire la sua. Grazie. Segnalo. Se oggi siamo tutti qua e stiamo portando avanti una serie di argomentazioni, e ringrazio Margherita per avermi così coinvolto in questo discorso, è perché sicuramente la rana di cui parlava prima l'amico Guadagnino si è accorta che sta per essere cotta, ancora quindi qualche margine diciamo l'abbiamo. Ora è inutile che giochiamo sulle parole, l'informazione è stata sempre a servizio del potere, questo è un dato di fatto, tant'è vero che spesso e volentieri abbiamo parlato di controinformazione, cioè di una informazione più analitica, più corretta. Ma c'è stata, la controinformazione però c'è stata. Sì, infatti dico, ora io ho usato sempre un termine spezzato, quindi non informazione ma informazione. E sul campo della informazione ci sono un sacco di cose che si potrebbero dire, ma non è il momento. Certo è che il pensiero critico analitico viene meno, specialmente nelle diverse attività che io stesso seguo, pur avendo un ruolo di assessore alla pubblica istruzione e conoscendo un poco i vari place e le attività che fanno. Viene a mancare la capacità critica, spesso e volentieri, in senso generale sto parlando, e i ragazzi sono altamente condizionati. Perché? Perché siamo nell'era assoluta delle fake news, dei condizionamenti totali, per cui l'occupazione del potere proprio informatico, come in questi ultimi 2 anni non si era mai visto, diciamo, c'era più pluralismo prima, ora invece siamo con un'occupazione del potere e della capacità informativa che sta diventando asfissiante, totale, lenta questa occupazione, ma sistematica. Ora, poco fa si parlava, dove c'era Ida, sono 99 i giornalisti che nel 2023 a Gaza, complessivamente sono stati uccisi, ma 75 sono morti a Gaza. Perché non si può esercitare proprio alcuni di questi uccisi in maniera diretta perché giornalisti, cioè non perché erano in mezzo ai bombardamenti. Cioè, la situazione è veramente seria. Allora, cosa dico io e chiudo subito? Noi abbiamo il dovere civico da cittadini di poter creare condizioni di una informazione più corretta, più adeguata, al di là delle battaglie poi di tipo economico, ma proprio sul campo economico io lancio un discorso: perché non pensare a un azionariato popolare in cui tutti diventiamo soci di TVA, di Teleagras e di quelle poche ormai emittenti che ci sono, perché sono state, si può dire, tutti chiusi. Non solo, ma lancio l'idea, se da questo importante momento non facciamo un comitato di informazione democratica
proprio che possa nascere anche qui stamattina, persino così ho pensato che potrebbe chiamarsi Infodemo, cioè informazione democratica, e cominciamo a ragionare anche con un sistema più organizzato di cittadini che credono alla democrazia, che avvertono i pericoli che la democrazia in questo momento ha, di fatto, non invenzione, ma di fatto ci sono. Allora, se tutto questo può essere utile, io do la mia disponibilità a lavorare in tutte le direzioni. Grazie. Grazie Antonio. Certo, sono proposte di un certo interesse, di un certo valore, che è giusto che possano essere, siano motivo anche di riflessione. Ma di Qui con noi anche con qualcun altro, bello quello che ha detto il dottore. sì, con noi deve avere un suo interlocutore, sì. chi? La politica, l'amministratore locale che Sì, potrebbe essere il megafono. Sì, abbiamo qui l'onore di avere questa mattina Don Carmelo Petrone, che è il direttore del nostro settimanale cattolico agrigentino, l'Amico del Popolo, e l'intervento di Nino Cuffaro, che è il segretario cittadino del PD, che ha voluto onorarci della sua presenza. E come la cultura, l'informazione è venuta meno. Noi come rivista di letteratura e teologia, lo dico soltanto come informazione, facevamo una spedizione di 2000 copie e con un costo di 100 euro. 100 euro per 2000 copie. Oggi purtroppo noi possiamo distribuire soltanto 100 copie, perché il costo della spedizione è aumentato così altissimo che non siamo nelle condizioni di fare una spedizione. Vedete un po' anche questa editoria tutta piccola, tutti quei giornalini che circolavano, che davano una vivacità culturale straordinaria, sono tutte morte, tutto, guardate, da circa un decennio a questa parte tutto è morto. Prego, Nino Cuffaro. Vi ringrazio dell'invito, una breve considerazione iniziale, alcune proposte concrete. Allora, se l'informazione non sta bene, la democrazia ovviamente ne risente, e il fatto che oggi ci siano pochissimi di quelli che sono i protagonisti della vita politica cittadina è un po' emblematico di qual è il livello di democrazia, di trasparenza, di informazione che c'è nella nostra città. Livello che rischia di impoverirsi ancora di più se le poche emittenti dovessero essere in condizione di chiudere. Poco fa è stato detto che l'informazione deve essere neutrale. L'informazione neutrale non esiste, perché altrimenti verrebbe fatta dalle macchine. Le informazioni significa riferire i fatti filtrati da quella che è la propria cultura e la propria sensibilità. Quindi il problema non è di un'informazione che sia settica, il problema è un'informazione che sia completa, che dia conto e ragione delle diverse opinioni e che dia la possibilità a tutti gli attori politici, economici, sindacali di una città di avere un accesso all'informazione. Perché buona informazione fa cittadinanza consapevole fa buona democrazia. Altrimenti è un circuito che entra in tilt e noi purtroppo lo vediamo in Italia, la qualità della nostra comunità deperisce sempre di più. L'Italia purtroppo è al 58° posto per quanto riguarda la libertà di stampa, secondo il report che viene fatto annualmente da Report Senza Frontiere, e siamo in Europa il fanalino di coda, nel senso che noi stiamo vicini a Bulgaria e Ungheria, che non è proprio, diciamo, non sono proprio dei compagni di viaggio particolarmente interessanti. Focalizzandoci sulle questioni che riguardano l'informazione locale. Prima dico cosa vorrei che potesse fare l'informazione locale. Da molti anni non c'è più la possibilità, proprio per risorse ritengo che sono sempre più scarse, di offrire un approfondimento, quello che si chiama giornalismo d'inchiesta. Cioè, se è vero che il giornalismo deve essere il cane da guardia dell'interesse pubblico e non il cane che sta a cuccia davanti al potere, il giornalismo dovrebbe aiutarci a capire i meccanismi del potere nella nostra realtà.
Chi è che gestisce la cosa pubblica? Non solo chi materialmente ha le cariche amministrative, ma chi effettivamente ha le redini del potere in questa città. Capire per esempio perché i servizi pubblici vanno male, perché le imprese sono sempre le stesse, perché il denaro va sempre verso alcuni e non verso altri, perché c'è scarsa trasparenza, perché c'è scarsa comunicazione, perché ci sono poche domande di chi fa giornalismo. Molto spesso i giornalisti sono semplicemente dei reggimicrofono. Peggio ancora, in qualche caso diventano strumento del potere per bastonare mediaticamente chi ovviamente non si allinea ai voleri di chi gestisce il potere in questa città. Quindi io vorrei un giornalismo ancora più penetrante, ancora più vigile, un giornalismo fatto di approfondimenti, di studio, e in questo caso le televisioni hanno un ruolo fondamentale, perché leggere un'inchiesta, un saggio che dura un'ora è una cosa complicata e difficile, lo fanno in pochi. Assistere a una trasmissione televisiva di approfondimento è molto più facile perché hai l'ausilio delle immagini. Quindi il ruolo delle televisioni locali non è per niente tramontato nell'era in cui abbiamo tante possibilità, tante fonti di informazioni, dai social, ai blog, alle riviste online. Quindi hanno un loro specifico che è estremamente importante. Cosa può fare il potere politico per aiutare le televisioni locali? Tantissimo. Qualche anno fa si trasmettevano i consigli comunali in diretta. Questa è una cosa fondamentale per consentire a tutti di prendere consapevolezza di cosa si discute, di come vengono discussi i problemi della città, di quali sono i toni, di quali sono le proposte, quali sono gli interessi che vengono portati avanti, e si può avere solo se qualcuno fa da tramite, se c'è una telecamera che mi porta a casa il dibattito che si svolge nelle aule pubbliche, nell'ambito istituzionale. Quando piglia un consigliere a seduta? Dipende, sanno quel gettone di presenza 50, 70 euro, ma non è questo. Per favore, no. Per favore, allora si prega di concludere. Demagogia mai, demagogia no. Allora, non è demagogia dire che sarebbe un fatto di democrazia e di informazione consentire ai cittadini di vedere il dibattito che avviene in televisione. Va bene, non sono un consigliere comunale, non so quanto percepisce. Se lei mi dice che 32 euro ne piglio atto, ma io non ce l'ho con i consiglieri comunali, non sto facendo una critica a chi è in consiglio comunale. Io sto dicendo che da amministratore mi batterei perché tutto quello che avviene all'interno del comune venga portato all'esterno, consentendo ai cittadini di partecipare. Vale per il comune, vale per le altre istituzioni. Quindi ci sono le possibilità di offrire, ovviamente si tratta di servizi che sarebbero a pagamento, quindi sarebbe un modo di finanziamento. L'ultima cosa solo, è estremamente poi interessante la proposta che faceva Antonio Liotta, cioè se l'informazione è qualcosa che riguarda tutti, se è un bene che ci interessa, facciamocene carico direttamente, e quindi la possibilità che ci sia un'associazione, un'impresa che sostenga le televisioni, che abbia un azionariato diffuso e quindi non sia controllato da alcuni potenti, come è successo in passato quando le televisioni erano anche strumento di scambio diciamo da offrire a chi aveva il potere politico in cambio di favori imprenditoriali. Facciamo un azionariato diffuso, io sono disponibile a partecipare per garantire l'indipendenza e nessun controllo di chi fa questa attività appunto e che possa continuare a farla. Grazie per l'intervento. Ecco il dottor Alfano e poi abbiamo il dottor Di Betta e terminiamo. Prego anche il dottor Alfano di essere telegrafico nei 5 minuti. Scusatemi se ho alzato la voce, ma dinanzi a una locuzione del genere in cui si dice che il gettone di presenza del consigliere comunale supera determinate cifre, ho creduto opportuno contestare e chiedo scusa a tutti quanti se mi sono permesso di alzare la voce. Il gettone di presenza del consigliere comunale, se praticamente si fa la seduta e si supera la mezz'ora, è di 32 euro all'ordo. Sono spiegato, quindi praticamente lei mi fa parlare, io lo ringrazio, sono chiuso e non continuo più. Prego. E allora questo per dire, e quindi diciamo che non è un trattamento economico eccellente, saranno forse altri quelli eccellenti. Andiamo al nostro discorso. Andiamo al nostro discorso, perché quello che
molto fondamentale, perché ho visto e ho sentito che si è un pochettino allontanati dal tema. A me piace parlare sempre del territorio, perché è importantissimo per me conoscere il territorio. Quando ero ragazzo, avevo l'età di 18-20 anni, quando io parlavo proprio del territorio, cioè della base. E sono certo che la conoscenza del territorio la può avere soltanto chi opera nel campo del giornalismo, proprio il giornalista, proprio la TV locale. Ed è difficile che da questo possa nascere finanche una fake news. La fake news saranno delle televisioni importanti, degli altri siti molto importanti a livello nazionale, oppure degli aggeggini che abbiamo noi qua, ma a livello locale questo non c'è. Manca effettivamente il dibattito, e questo io concordo con lei, cioè la comunicazione, che diventa la comunicazione, e io mi meraviglio in questo istante come c'è soltanto TVA, non ci sia l'altra televisione, perché dinanzi a trattare un argomento del genere per me diventa essenziale. Tra parentesi, il dottore, per esattezza, tutto questo dibattito sarà registrato e distribuito a tutte le altre televisioni della nostra provincia. Questa è una cosa molto importante, perché la diffusione dà significato, come l'altro giorno dicevo, della trasparenza, e la trasparenza generalmente non ha ombre. E quindi diciamo che soltanto le televisioni locali, le radio locali possono darci questo afflato, diciamo, di trasparenza e di informazione e di coinvolgimento della popolazione. Bene, parlando poi, e quindi è un augurio e un auspicio, il collega Riotta ha detto una cosa fondamentale. Personalmente, e quindi e chiudo a questo punto, allora quando ho visto rientrato in consiglio comunale dopo tanti anni, ho visto che mancavano le televisioni, ho chiesto il motivo, ed era un problema economico-finanziario che ormai si trascinava. Ho chiesto ripetutamente, e lo continuerò a fare, sperando di avere il supporto non degli altri consiglieri, perché ce li ho, ma anche da parte delle stesse TV, che praticamente quella cifra che viene data per il cosiddetto portavoce venga invece data alle televisioni locali. Non si trattano di grandi cifre, ma sono di modestissime cifre, però se collegate, diciamo, al territorio, come proponeva Riotta, di fare qualcosa a livello personale, sarò il primo io, assieme agli altri, non il primo magari, a sottoscrivere, diciamo, una cosa del genere, perché credo fermamente nella comunicazione, perché so che dalla comunicazione, soprattutto a livello locale, noi altri possiamo avere un aggiornamento e la trasparenza a cui personalmente ci tengo tanto. Grazie dottor Alfano. L'ultimo intervento il dottor Di Betta, prego, responsabile dell'Auser, che organizza tante iniziative, e questa mattina ha voluto essere qui presente a questo dibattito. Ricordiamo ai telespettatori che siamo nella biblioteca lucchesiana di Agrigento, dove si sta svolgendo questo dibattito su informazione e democrazia, il ruolo delle TV locali. Prego, dottore. Grazie. Io porto il saluto intanto della Libera Università Agrigentina, Auser, che esiste da oltre 20 anni, dal 2002, e promuove l'invecchiamento attivo, promuove cioè attività in favore della terza età, che sono di tipo culturale, come diceva bene lei, ma anche sociale, di solidarietà e di impegno civico. E stamattina è proprio l'impegno civico che ci muove e ci appassiona. È stato detto molto bene dagli altri che mi hanno preceduto, l'informazione è una cosa necessaria, è una linfa vitale, l'informazione corretta, che deve essere pertanto plurale, non può essere così a monopolio, ed è quello che poi determina le condizioni democratiche per la crescita di ognuno di noi. Attraverso una corretta informazione si può avere consapevolezza, e la consapevolezza è quello
che poi determina il senso di responsabilità. E allora ecco perché è una battaglia importante, una battaglia da condurre con grande forza. È un momento molto difficile, di allarme, di emergenza, come è stato detto prima, perché ricordiamoci che in questo momento, da parte per iniziativa del governo e di coloro che sono collaterali al governo, si vuole abolire la par condicio, cioè quello che è stato un elemento di equità per tutti questi anni, nel senso che tutte le notizie che riguardano l'attività del governo verrebbero scorporate dalla par condicio, senza peraltro dibattito, senza possibilità di intervento giornalistico. Si parlava prima anche del giornalismo di inchiesta, che è una cosa importante perché ci vuole anche coraggio. E allora questo è un momento veramente difficile, drammatico. L'esempio, la metafora dell'avvocato della rana bollita, che fu quello che permise al nazismo di continuare senza soluzione di continuo in tutto quello che di nefasto è riuscito a fare. Questa metafora è molto bella e voglio anche ricordare che su questa linea una notizia falsa ripetuta tante volte acquista un sapore di verità ed è un rischio terribile, davvero. Oggi temo che sia un brutto momento per la nostra democrazia. Non è un problema di visione politica o di appartenenza politica, ma sono rischi reali. Voglio anche dire che io sono medico, ho fatto il medico ospedaliero per 43 anni e vedo con grande preoccupazione lo smantellamento progressivo, inarrestabile, di quello che è il nostro sistema sanitario nazionale, che aveva, ricordo una legge importante e una grande figura di donna, la legge 833 del 1978, con l'istituzione da parte dell'allora ministro Tina Anselmi, che poi fu anche si occupò anche della P2, bene, della commissione P2. Allora, il sistema sanitario nazionale che aveva come caratteristica importante l'universalità, cioè la possibilità che tutti potessero accedere, al di là delle proprie condizioni economiche, in maniera paritaria, è un parallelo con l'informazione, in maniera paritaria alle cure, alla possibilità di cure. Bene, in quella legge si parlava anche per la prima volta, qualcuno citava la legge Mariotti, che è stata una delle leggi sanitarie, ma quella della Anselmi per la prima volta poneva l'accento sulla prevenzione, la prevenzione, che è, come dire, una delle soluzioni, forse quella ideale, migliore, di anticipare la malattia. Oggi viviamo un momento drammatico anche per la nostra... Il sistema sanitario nazionale italiano è stato molto apprezzato, e che se ne dica, in tutto il mondo. E a proposito di informazioni, di quello che delle opportunità che può dare una televisione cosiddetta locale, io sono volontario dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro da 40 anni e tutte le volte che abbiamo la necessità per promuovere le iniziative di raccolta a sostegno della ricerca scientifica, trovo ospitalità e accoglienza in maniera
totale a TVA e c'è la possibilità di lanciare questi messaggi che riguardano la prevenzione del cancro e i progressi che si sono fatti in questo campo grazie alla ricerca scientifica, che è un'altra cosa che ci deve stare molto a cuore. Grazie. Grazie. Bene, siamo arrivati così alla conclusione di questa giornata, di questo dibattito su informazione e democrazia, il ruolo delle TV locali. Per me è stato un dibattito di un certo interesse, abbiamo ascoltato tanti interventi, sono venute fuori delle proposte davvero interessanti che debbano essere, a mio modo di vedere, prese in considerazione, valutate. Il fatto stesso che ci sia un dibattito e che mi auguro che possa continuare in altre sedi, ad esempio Totò Castellano di Canicattì già si proponeva di organizzarne uno a Canicattì, che si può organizzare qualcuno a Sciacca, dove purtroppo si è chiusa una TV e questa è una cosa grave, o a Licata dove c'erano 2 televisioni e mi sembra che non ce ne siano più. Per televisione non ce n'è. Allora vedete che in quale impoverimento noi ci troviamo, e dunque è giusto cercare di continuare questa esperienza. Io parto sempre da questo punto: il fatto che già di un argomento se ne parli o sia oggetto di discussione già è un primo passo necessario che andava fatto. Per cui grazie per le diverse sollecitazioni, per tutto quanto è emerso. I relatori e il pubblico che rappresentavano le diverse realtà sono state numerose, c'è stato un dibattito ricco nei contenuti e devo dire anche nei tempi. Da Canicattì ci è pervenuta una lettera di un giornalista, Carmelo Vella, è giusto ricordare questa lettera. Carmelo Vella opera su TV Europa, una televisione che è stata oscurata e ora è stata ripresa, però sta trasmettendo, mi dicevano, con un canale provvisorio. Tuttavia in questa lettera traspare la sofferenza di un giornalista che non ha potuto fare il giusto servizio a favore della collettività. Io vi ringrazio, è un vivo ringraziamento, mi sembra dovuto dare a Don Angelo Chillura, attento a queste tematiche, che ci ha messo a disposizione questa struttura, questa biblioteca, la biblioteca lucchesiana. Sì, grazie a tutti. La Presidenza, scusami, la Presidenza dovrebbe quantomeno di tutto questo dibattito che c'è stato, dell'impegno che c'è e che traspare, e trarre almeno una mozione, sarà fatto, sarà occasione per poter portare avanti delle iniziative e naturalmente portare a conoscenza, anzi con una precisa protesta che vada ad arrivare fino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un documento che sintetizza il lavoro di oggi e che nello stesso tempo indichi la gravità di questa situazione e la necessità che si ponga un rimedio, che si trovi una soluzione. Questa è la conclusione del lavoro. Questo sì, è un po', volevo dire, per le proposte che sono emerse, poi farle diventare farle camminare e farle arrivare a chi di dovere. Questo è il mio pensiero. Di tradurre tutto questo anche in interpellanza. Grazie a tutti e buona giornata.